stadio Dino Liotta di Licata, 17ª curva del campionato di Serie D. Licata e Marina di Ragusa in campo per contendersi gli ultimi 3 punti del proprio 2019. La compagine di mister Campanella contro quella di mister Salvatore Utro. Passiamo subito al film di questa sfida che si apre al terzo con Convitto che ispira per Cannavò. Il pallonetto del Gallo però si spegne comodamente tra le braccia di Pellegrino. Al settimo Essesai che prova a insidiare ancora la porta del numero 1 Mazzariddario. Il mancino dell'ex Troina lambisce il palo e termina sul fondo. Al nono di gioco gol annullato a Licata. Apre l'azione Cannavò che scodella per Convitto, palla dentro per Adeyemo. La porta era ormai sguarnita, aveva depositato in rete. Si era alzata però la bandierina del primo assistente del direttore di gara per una plausibile posizione di offside di Roberto Convitto. Si rifaranno ben presto i giallo-blu, infatti DAB serve Cannavò in area, il buco della retroguardia Mazzaridara. Cannavò allora si sposta il pallone sul destro. Cannavò gonfia la rete del Gallo, alza la cresta per la 10ª volta in stagione. Il Licata in vantaggio al Dino Liotta, la firma, la solida di Antonio Cannavò che agguanta in cima alla classifica marcatori Paolo Carbonaro. Reazione immediata un minuto più tardi del Marina di Ragusa col cross di Giuliano. Il buco di Porcaro, ne approfitta Di Bari che ristabilisce la parità del punteggio al Dino Liotta. Reazione immediata dei ragazzi di mister Utro che hanno trovato la via del pari col proprio numero 9. Alla mezz'ora di gioco però torna a farsi pressante in zona offensiva il Licata con San Giorgio, il cui tentativo mancino viene salvato sulla linea di porta. 8 minuti più tardi però è Adeyemo che questa volta batte Pellegrino riportando avanti il Licata. Ancora una volta lo zampino di Cannavò che manda in profondità l'ex Troina. È glaciale il numero 16 giallo-blu a battere Pellegrino e a riportare avanti la compagine di mister Campanella. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, ancora con Licata che si rende pericoloso. Qui Adeyemo al 50° scalda i guantoni di Pellegrino, prosegue l'azione con Convitto che fa tutto da solo, lo fa benissimo rientrando verso il centro. Il suo destro però sibila alla sinistra del palo. Qui Convitto in versione assistman invece all'ora di gioco aveva spianato la strada per la doppietta di Antonio Cannavò. Sempre il numero 10 giallo-blu splendidamente danza in campo, solo i guantoni di Pellegrino a tenere a galla i suoi. Proseguono le offensive dei ragazzi di mister Campanella. Qui Adeyemo aveva preso il fondo, palla dentro, lamenta un fallo di mano di Puglisi, sembra però toccarla con la spalla dal nostro rallenti. Il numero 6 di mister Utro dall'altro lato al 75esimo si desta dal proprio torpore il Marina col tentativo di Diop che però termina largo. All'80esimo Baldé atterrato in area di rigore lamenta un possibile calcio di rigore, viene invece ammonito per simulazione l'attaccante di mister Utro. Alto episodio dubbio 5 minuti più tardi con la palla scodellata in area di rigore, l'aggancia Bistretta, il fallo di Mazzamuto. Non c'è niente per il direttore gara che lascia proseguire. Dal nostro rallenti però sembra piuttosto evidente il tocco del numero 20 giallo-blu sul ginocchio di Domenico Mistretta. Potrebbe terminare con un po' di rammarico il 2019 per la formazione Mazzaridara e infatti così triplice fischio e game over al Dino Liotta. Il Licata si prende i 3 punti e sale al terzo posto, ferma invece la propria rincorsa salvezza alla compagine di mister Salvatore Utro. Un saluto amici appassionati e auguri di buone feste.